Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it delle ore 13. Lombardia arancione scuro e ragazzi a casa da scuola, impegnati già questa mattina nella didattica a distanza, con grandi problemi per i genitori, soprattutto dei più piccoli, costretti a saltare il lavoro o a trovare soluzioni di emergenza per curarli. Conseguenze anche sul piano politico, con polemiche sulla necessità di chiudere le scuole da un giorno all'altro. Sappiamo che la decisione di tornare alla didattica a distanza è stata presa sulla base di indicazioni medico-scientifiche, ma con un'attuazione così repentina le famiglie sono state oggettivamente messe in difficoltà, ha detto ad esempio il sindaco di Milano Beppe Sala. Lo so che è stata una decisione impopolare e so che la gente se la prenderà con me, ma se devo scegliere tra le decisioni di consenso e quelle necessarie alla salute, sceglierò sempre quelle per la salute, ha replicato subito il governatore della Lombardia Attilio Fontana. E ora spostiamoci sui treni perché dalle 21 di domenica alla stessa ora di lunedì 8 marzo alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale che potrà coinvolgere anche il servizio ferroviario lombardo. I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni. Lunedì in particolare dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 saranno effettuate le corse che verranno indicate sul sito di Trenord. Per il resto della giornata circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Passiamo alla cronaca. Un violento incendio è divampato questa mattina intorno alle 6 a pochi metri dal lungolago di Suna nel Verbanese. Ingenti danni ma nessun ferito. A bruciare sono stati una vecchia casa e un confinante magazzino in via Trubezkoi, nei pressi della pizzeria Fantasia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per donare le fiamme, tuttavia si è potuto salvare ben poco dei locali. L'incendio accidentale si sarebbe propagato partendo dall'abitazione. E ora spostiamoci nel cortile del municipio di Busto Arsizio, dove questa mattina il filo Lilla è tornato a fare sentire la propria voce contro i disturbi alimentari, il servizio di Angela Grassi. Ecco, Marica Arsieni del Filo Lilla, questi disturbi alimentari sono malattie un po' subdole, state facendo un appello proprio per sensibilizzare, arrivare a tutti, ma anche un appello alle istituzioni e ai medici perché vi vengano un pochino incontro, le cure sono costose, è difficile curare questi ragazzi, giusto? Sì, è molto, molto difficile perché i percorsi di cura sono lunghi, le strutture pubbliche hanno dei posti limitati, appunto legati anche al fatto, del fatto che le cure richiedono molto tempo, e quindi la maggior parte dei genitori è costretta ad affrontare spese, a sostenere spese molto Consistenti. alte, consistenti, per poter curare i nostri figli. Ecco, ma queste malattie sono molto diffuse e molte famiglie si sentono sole. Sì, è tipico della malattia il sentirsi soli perché anche le persone che ti sono intorno non riescono a comprendere, non riescono a capire il perché del disturbo alimentare. Io premetto che già noi genitori facciamo fatica a capire, quindi avere intorno una struttura anche familiare che ti sostiene è davvero complicato. La solitudine è proprio il sentimento che pervade noi genitori nel non sapere come affrontare questa cosa, come a chi rivolgersi. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!